amici telespettatori, naturalmente sempre in giro per le città. Questa sera Strano Muro Siciliano si trova a Sciacca per farvi appunto vedere il famoso Carnevale di Sciacca. State vedendo, amici telespettatori, la grande quantità di gente, che si trova qui questa sera qui a Sciacca. È una grande serata di festa, una serata appunto da non dimenticare, per cui amici telespettatori io sono qui questa sera per far vedere ad alcuni di voi che non hanno mai visto il Carnevale di Sciacca appunto di scoprirlo in questa bella serata. Venite con me, dai! Somebody. Please.
naturalmente con un ragazzo mascherato. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Michele! Michele, sei di Sciacca? Sì, sono di Sciacca. Ascoltami Michele, di che cosa sei vestito? Allora io... si vede d'altronde. no, io sono vestito da sole, partecipo in pratica al Carnevale di Sciacca con questo carro, l'Italia nel mirino, che stasera reciteremo sul palco. E poi sei forte, completamente. Guardate amici telespettatori, guardate attentamente, è un costume davvero impressionante, sembra un sole. Comunque, come dicevo poc'anzi, stasera reciteremo perché lei di dov'è? Tu di dove sei? Di Trapani. Di Trapani, in pratica qua è il Carnevale di Sciacca, ogni carro oltre ad avere il gruppo con le coreografie e l'inno tradizionale abbiamo anche i copioni, le recite che ci esibiamo sul palco e questa sera rappresenteremo questo carro con questi cabaret, con qualche recita. Vabbè, allora speriamo di esserci così riprenderemo qualcosa. Complimenti, auguri. Vi trovo col primo carro qui a Sciacca, col primo carro del Carnevale di Sciacca, pensate bene, e sono qui insieme a uno degli organizzatori di questi bei carri. Ciao! Sì, buonasera. Come ti chiami? Licata Luca. Luca, sei di Sciacca? Sì, di Sciacca. Tu praticamente hai contribuito alla realizzazione di questo Sì, ho realizzato l'impianto scenografico e il carro. Ma quanto costa realizzare un carro così? Un carro di questi livelli oltre 50.000 euro. Addirittura? Sì. Naturalmente prendete anche un piccolo contributo. Sì, ci sarà il contributo in base alla posizione naturalmente, però grazie agli sponsor e i contributi. È una cosa molto sacrificata che noi conosciamo benissimo. Molto. Questo praticamente che cosa raffigura questo carro? Praticamente raffigura Prodi al governo dell'Italia, cioè rappresenta l'Italia, e il paracadutista, cioè che Prodi, Borbanda dell'Italia, e il paracadutista che si salva, che sarebbe l'unico paracadutista. Come potete vedere amici telespettatori delle immagini qui alle mie spalle, prego il cameraman di inquadrare questa bella opera. Ragazzi, praticamente voi fate parte dell'organizzazione, sì. Avete contribuito tutti praticamente, ognuno alla sua parte. Tu 100 euro minore. Tu che cosa hai contribuito? Io carta e colla. Carta e colla. Quanto ci hai lavorato? 3 mesi. 3 mesi. Per realizzarlo? Sì. Bello. Mentre poi, come ti chiami tu? Mandacchia Mario, anche se dicono che a Viareggio per fare un carro ci vuole un anno, sì. Noi lo facciamo in 3 mesi. Ma noi giustamente il nostro amore è molto più bello di quello. La Sicilia è più veloce di Viareggio. È uno strano amore siciliano praticamente molto più popolare, giusto? Speriamo che sia così. Sì, senza dubbio. Carnaval do Brasil, Brasil.